Buongiorno, eccoci puntuali come ogni giovedì con la rubrica Family, Salute e Benessere. Martedì scorso vi abbiamo lasciati un po' così in sospeso perché avremmo dovuto parlare di un nuovo approccio diagnostico che è in fase di studio per quanto riguarda il cancro alla prostata. A tal proposito il nostro gradito ospite è il professor Rossano Girometi, che è professore associato di radiologia all'Università di Udine e appunto lavora come radiologo nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno, grazie per essere ritornato, grazie a lei. di essere ritornato nei nostri studi. Allora, nella puntata precedente, martedì, abbiamo gettato le basi, no, per questo che è un nuovo studio che coinvolge praticamente altri 4 centri in Italia e Certo. proprio entrando, no, in questo circuito l'Ateneo Friulano si pone, no, in una posizione di rilievo a livello internazionale. Certo, questo è uno studio che vede come promotore, cioè come diciamo, gestore ufficiale lo University College di Londra, l'UCL, che ha fatto, come si dice, una call, cioè una chiamata, cercando di coinvolgere più centri possibili a livello internazionale. Ce ne sono diversi di alto prestigio sia in Europa che per esempio negli Stati Uniti, e in Italia sono stati selezionati, perché non è che uno si presenta alla call e poi lo prendono subito, sono stati selezionati 5 centri, il centro leader, il centro coordinatore è quello di Roma, la Sapienza, e noi siamo il secondo centro che credo abbia già cominciato a ruolare pazienti, quindi siamo tra i primissimi anche in Italia ad essere già partiti, ecco. Quindi è un grande onore e anche una prova per noi importante, perché certo. naturalmente stare dentro questi studi significa stare all'interno di un'organizzazione molto serrata, molto forte, che impone altissimi standard a cui insomma noi pensiamo di essere in grado di poter stare dietro. Ecco. Ecco, e parliamo anche del coinvolgimento, chiaramente, perché ci vuole anche il coinvolgimento di pazienti, Certo, pazienti disponibili, certo, no, a partecipare, ovviamente. a sottoporsi, insomma, in sostanza a far parte dell'esperimento. Diciamo, questo studio non ha nulla di sperimentale, no? Semplicemente i pazienti che dovrebbero fare su indicazione di solito del proprio urologo, del proprio medico di base, una risonanza magnetica di prostata, che per i motivi che abbiamo detto la volta scorsa è indicata per esempio quando si alza il PSA, quindi bisogna escludere la presenza di un'neoplasia. Questi pazienti faranno la risonanza che avrebbero comunque fatto con la stessa identica tecnica, che è una risonanza con il mezzo di contrasto endovenoso. Cioè, per portare a casa una diagnosi che faciliti l'identificazione di quei famosi bersagli di biopsia di cui discutevamo la volta scorsa, oggi è previsto nella tecnica standard l'utilizzo di queste sequenze, questi tipi di foto che vengono fatti dopo l'iniezione endovenosa del mezzo di contrasto, perché a seconda di come il mezzo di contrasto si distribuisce nei tessuti sani o in quelli patologici, aiuta oggi soprattutto a risolvere i dubbi, cioè a cercare di capire se i reperti che si vedono nelle immagini fatte prima, senza il mezzo di contrasto, sono o non sono veramente sospetti, quindi sono o non sono dei potenziali bersagli di biopsia. Questo tipo di risonanza magnetica standard si chiama risonanza multiparametrica, però c'è una grandissima diatriba oggi se questo mezzo di contrasto serva effettivamente, visto che tutto sommato serve soprattutto a risolvere i dubbi, piuttosto che a fare la diagnosi in sé, no? E l'uso della risonanza senza mezzo di contrasto qualifica la tecnica come tecnica non più multiparametrica ma biparametrica. Questo studio è il primo grande studio che a livello internazionale vuole diciamo, tentare di risolvere la questione se effettivamente la risonanza biparametrica possa funzionare nell'individuare questi bersagli di biopsia, quindi nell'essere accurata nel fare diagnosi di cancro clinicamente significativo della prostata, come il tipo di risonanza che usa il mezzo di contrasto che si chiama multiparametrica. I pazienti
fanno, se aderiscono ovviamente, se intendono partecipare allo studio, la loro risonanza multiparametrica. Di quanti avete bisogno? Quanti ne avete già contattati? Allora, siamo credo già 3-4, abbiamo appena iniziato, 3-4 pazienti Però se arrivaste arruolati. magari ancora un po' di più, non sarebbe male. Allora, no? è previsto per il nostro centro, siccome ovviamente i centri, è previsto credo l'arruolamento complessivo di almeno 500 uomini su tutti i centri Su tutti e a 5 i livello centri internazionale. coinvolti, sì. No, proprio a livello internazionale. Ah, a Per il livello nostro internazionale. centro sì, è previsto un arruolamento di circa 78 uomini, Sì. che dovrebbe, secondo, diciamo, se seguiamo i nostri flussi di lavoro, realizzarsi nel giro di un annetto, forse anche meno, perché noi facciamo ormai un esame a cui siamo abbastanza dedicati. No? Quindi l'importanza insomma che ci sia questa adesione, no? che le persone aderiscano e con fiducia, perché comunque sono un approccio che è mini-invasivo, cioè che non comporta Esatto, poi ripeto, non non c'è comporta nulla rischi, di non comporta sperimentale, nulla. nel senso che io leggerò semplicemente le risonanze invece che aprendo tutte le immagini, Sì. quelle senza e con il mezzo di contrasto allo stesso tempo. Prima leggo solo quelle senza mezzo di contrasto e identifico se ci sono potenziali bersagli di biopsia, poi anche le immagini con il mezzo di contrasto. Quindi prima lettura biparametrica, poi lettura multiparametrica, per vedere se quei bersagli potenziali di biopsia sono è rafforzata l'idea che siano effettivamente sospetti o che, come succede qualche volta, non si aggiunga qualcosa di nuovo e poi si fa le biopsie su questi bersagli, se è il caso. Perché è importante ricordare che una risonanza negativa, si dice tecnicamente, se ben fatta, ha un valore predittivo negativo del 90%. Cosa vuol dire? Che c'è il 90% di probabilità che non ci sia il tumore. Quindi fare, ed è parte di questo studio, una risonanza che ha un risultato negativo può, in associazione ad alcuni altri elementi di valutazione del rischio, far soprassedere la biopsia. Capito? Mentre in condizioni in cui magari in passato si andava comunque. Si andava comunque. Esatto, e anche questo fa parte dello studio. Vedere quanto la biparametrica e la multiparametrica sono obiettivamente in grado di evitare biopsie potenzialmente inutili. Quanto è importante anche in questo caso la collaborazione, no? Perché c'è questa rete che si crea intanto all'interno della struttura sanitaria e poi questa rete che si allarga man mano per lo scambio di dati. Allora, è fondamentale? Fondamentale come sempre in medicina la possibilità e la capacità di collaborare in reti, perché è sempre più evidente che le cose che uno fa da solo, come se fosse completamente isolato dal resto, non sono di solito scientificamente robuste. A questo proposito, l'altra volta ho avuto modo di ringraziare e citare la parte dell'equipe interna degli urologi. Vorrei ricordare che poi naturalmente c'è la parte fondamentale di lettura al microscopio dei risultati di un'eventuale biopsia e in questo caso ci tenevo a ricordare che parte dell'equipe è formata dalla SOC Anatomia Patologica del Santa Maria della Misericordia. Ringrazio in particolare il direttore, il dottor Stefano Pizzolitto e il dottor Davide Rozze che hanno accettato di collaborare. E poi naturalmente c'è la rete esterna. Dovremo condividere queste informazioni con gli urologi e i radiologi di diversi centri. A Londra prenderanno le nostre informazioni, naturalmente tutto anonimizzato, tutto gestito ovviamente nel rispetto della privacy, per cercare di capire non solo quanto la risonanza biparametrica o multiparametrica è accurata nel fare diagnosi, ma quanto impatta anche sulle potenziali scelte terapeutiche. E questo lo si può fare solo se la risonanza che proviene da un'altra nazione, da un altro continente, rispetta dei criteri, degli standard che siano veramente condivisi e condivisibili su una base così ampia. Parliamo di benefici del cittadino, perché adesso stiamo parlando dal punto di vista scientifico, che va bene, perché così, ma il cittadino? Il cittadino ha la possibilità di, diciamo così, fare un esame stato dell'arte in un centro, mi permetto di dire, altamente qualificato e fare un esame indicato con il massimo dell'attenzione possibile perché riceve un doppio tipo di lettura. Riceve la lettura biparametrica e la lettura multiparametrica. Utilizzeremo per leggere anche due score diversi che esprimono su una scala da 1 a 5 il grado
via via crescente che un reperto prostatico sia sospetto e quindi meriti una biopsia. La scala di Likert e la scala di Peyratz di solito non vengono riportati tutti e due nel referto, cioè vengono create le condizioni materiali per le persone che fanno questo esame per avere un esame in cui c'è proprio la pienezza di tutta l'informazione possibile, perché tutto deve essere valutato per produrre la sua risposta. E poi c'è la possibilità, ovviamente su uno standard di questo genere, di fare o non fare una biopsia che contiene dei prelievi mirati alle zone più sospette e quindi sia biparametriche che multiparametriche, quindi aumenta la probabilità ragionevolmente che se c'è una neoplasia da trattare venga correttamente identificata. Senta, manca un minuto alla chiusura della trasmissione. Il futuro della diagnostica per immagini. Il futuro velocemente, sì. Che cosa auspica lei? Allora, io auspico che ci sia sempre una maggiore collaborazione tra i radiologi, che non devono essere quelli che stanno in un sotterraneo al buio semplicemente a guardare. Sì, perché l'immagine è quella. L'immagine è quella. In realtà il radiologo è diventato parte attiva e importante dei cosiddetti meeting multidisciplinari, cioè quei momenti in cui tutti i medici di diverse discipline si incontrano e discutono dei casi più critici dei pazienti, in cui naturalmente c'è sempre una parte radiologica da discutere, perché c'è sempre un esame radiologico, la TAC, la risonanza da fare. Io auspico che ci sia una continua evoluzione delle tecnologie, e quello viene da sé nei tempi che corrono, ma che sia accompagnato da una sempre maggiore collaborazione tra il radiologo, al di fuori di questa stanza buia, e le figure cliniche di riferimento per venire incontro alle esigenze mirate dei pazienti. Magari anche in una delle prossime puntate potremo parlare anche di radiologia interventistica, no? Con chi la pratica. Perché... Sarebbe molto interessante, una disciplina eccezionale. Bene, ringraziamo il professor Rossano Girometti, grazie per essere stato con noi, magari fra un po' ci risentiamo, ci rivediamo anche per capire come sta procedendo, no? questo studio. Che ricordiamo essere appunto radiologo all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e radiologo, cioè professore associato di radiologia all'Università di Udine. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.